Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Sparatoria in pieno centro a Isola Caporizzuto, in piazza Enrico Berlinguer, a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri. Vittima Alfonso Capicchiano, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone in gravissime condizioni. Ferito alla testa, al fianco e di striscio sotto l'occhio, probabilmente a colpi di fucile caricato a pallettoni. Sul posto Carabinieri e polizia. All'entrata del paese è stata ritrovata un'auto bruciata, probabilmente usata dai killer. Alfonso era fratello di Francesco Capicchiano e nipote di Rosario, uccisi rispettivamente nel 2007 e nel 2001. La famiglia era legata alla cosca dei Nicoscia. 26 ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite questa mattina dai Carabinieri e dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Le persone sono indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Tra gli arresti c'è anche l'assessore ai lavori pubblici del comune di Condofuri, Filippo Rodà. Gli arrestati vengono sospettati di essere vicini alla cosca 'ndranghetista Rodà Casile, che opera nei comuni di Condofuri e San Lorenzo. La giunta regionale sarà pronta entro sabato e questo uno degli annunci fatti ieri da Peppe Scopelliti nel giorno del cambio della guardia con l'ex governatore Loiero. L'incontro tra i due a Palazzo Alemanni si è svolto in un clima cordiale e Scopelliti, accompagnato dalla moglie Barbara, ha comunicato che il prossimo 3 maggio ci sarà la seduta inaugurale del Consiglio regionale a Palazzo Campanella. Loiero si è augurato di fare un buon lavoro in Consiglio, mentre Scopelliti ha promesso di spazzare via le pressioni di lobby e affaristi. Protestano davanti alla prefettura di Cosenza i vigili del fuoco. Sono accomunati alle proteste di altri comandi provinciali calabresi che chiedono all'amministrazione centrale l'erogazione delle competenze accessorie per il lavoro straordinario profuso dal personale sul territorio. In pratica, le organizzazioni sindacali dei vigili lamentano che la stessa amministrazione centrale da oltre un anno non eroga le prestazioni straordinarie compiute dai vigili per una serie di servizi resi in varie emergenze. Un edificio datato tra il I e il II secolo d.C. in piena età imperiale romana è stato rinvenuto durante i lavori di riqualificazione urbana in via Discesa Fosso a Crotone. Ad annunciare la scoperta il sindaco Peppino Vallone e il responsabile degli scavi e direttore del Museo Archeologico Nazionale Domenico Marino. La scoperta dell'edificio con annesso impianto termale riscrive completamente la storia della città antica di Crotone. Il sindaco ha assicurato che gli scavi proseguiranno. Ieri mattina nella sala giunta della provincia di Cosenza è stato presentato il programma della 12ª settimana della cultura che inizierà domani e si protrarrà sino a domenica 25 aprile. 10 giorni di appuntamenti gratuiti che hanno l'intento di far conoscere e valorizzare il patrimonio di beni culturali di tutto il territorio provinciale. L'assessore alla cultura ha definito l'evento una importante opportunità per portare i cittadini a diretto contatto con i centri culturali della nostra realtà. L'associazione Fabbricando l'Avvenire ha tenuto ieri a Crotone una conferenza stampa per annunciare la creazione di una task force di avvocati che assisteranno gratuitamente gli ex operai delle fabbriche crotonesi esposti all'amianto. Inoltre, il presidente dell'associazione, Pino Greco, ha lanciato l'allarme che nonostante gli accordi presi per l'utilizzo di società e manodopera locali, la Syndial intende dare l'incarico della bonifica dei siti industriali ad un'impresa di Venezia in associazione con altre imprese del nord. Violenza, questo è il tema trattato durante il convegno tenuto dalla dottoressa Carmen Ciarcia, giudice del Tribunale di Castrovillari, ieri pomeriggio nel Salone degli Specchi della provincia di Cosenza, che ha trattato il tema il nuovo reato di atti persecutori. Maria Francesca Corigliano, assessore provinciale alla cultura, ha affrontato il tema la violenza, riconoscerla, difendersi. L'iniziativa è stata organizzata dall'ente provinciale in collaborazione con l'associazione Telesio. L'Acoustic Tour 2010 di Fiorella Mannoia in Calabria è partito il 13 aprile al Teatro Rendano di Cosenza ed è proseguito ieri al Teatro Cilea di Reggio Calabria. La cantante, per la prima volta in concerto in versione acustica, farà tappa al Gran Teatro Le Fontane di Catanzaro stasera per poi esibirsi al Teatro Apollo di Crotone il 28 aprile prossimo. Accompagnato da una band di 9 elementi, il concerto ha preso spunto da un vasto repertorio di canzoni tratte dal suo CD Ho imparato a sognare.
La vita e le gesta di Pasquale Manfredi, detto Scarface, latitante catturato nelle scorse settimane dalla polizia di Crotone, sono diventate una canzone rap. A compiere questa impresa il cantante romano di origine giapponese East, al secolo Taiyo Yamanuchi, con il brano Il mio nome è. Nella canzone, corredata da una fotogallery eloquente, si racconta l'ascesa e la caduta di Pasquale Manfredi, colui che avrebbe ucciso con il bazooka Carmine Arena. Il video sta spopolando su YouTube, così come la stessa canzone, nelle autoradio e iPod.